Dice quelle vergini, poi si pente, apre la parentesi e scrive se così si possono chiamare e chiude la parentesi. Ne combinavano di tutti i colori, ma pensate che questo erano prigionieri a vita contro la loro volontà. Pensate che rabbia dovevano avere dentro di sé e gliela facevano pagare. Non era mica facile, ma poi voi pensate che c'erano monasteri ricchi dove almeno si mangiava e monasteri più poveri dove le fianca la fame. Allora voi pensate di essere messi in un convento fin da bambine e da lì nessuno ti ha chiesto l'opinione, non uscirai mai più. Tutta la tua vita è tra quattro mura e insieme alle altre monache. Alla fine ti piacciava parecchiotto. Dobbiamo cercare di capire quindi certe situazioni. Serviva la dote chiaramente per venire, perché per sposarsi serviva la dote e alla famiglia costava. Anche per venire in monastero serviva la dote, ma risolvevano il problema del patrimonio perché non potevano avere figli legittimi. C'era un unico mestiere per una donna, l'unico per il quale non serviva la dote. Qual era? La dattillografia. Lì la dota gli aveva in natura e quindi non serviva la dote. Allora,